Esprime solidarietà al sindaco di Agrigento l'associazione Tante Case Tante Idee che per mezzo del suo rappresentante Domenico Vecchio ha partecipato ieri alla riunione svoltasi al comune di Agrigento alla presenza dell'assessore comunale al bilancio, al vice sindaco, al direttore generale Mantione. Per Vecchio il sindaco di Agrigento è costretto a gestire un'emergenza che va ricordato non è solo siciliana ma nazionale. Le discussioni portate sul tavolo del municipio servono a poco se il governo nazionale non adotterà le misure fiscali, gli sgravi per le imprese turistiche. Se soffrono gli alberghi, soffre l'intero indotto. Senza turismo ad Agrigento non si può vivere. Alla riunione di ieri ha partecipato anche la segretaria provinciale della Filcam CGIL, Salvina Mangione, che ha sottolineato che alla crisi del settore c'è anche quella che vivono i lavoratori che stanno soffrendo il momento negativo nei vari comparti. Forse vi aspettavate di più, alla fine insomma però il tavolo di confronto è servito anche per cercare di confrontare le parti. Abbiamo oggi accolto l'invito delle organizzazioni di categoria delle aziende e siamo stati seduti al tavolo insieme all'amministrazione comunale proprio per giungere e trovare delle soluzioni comuni. Oggi quella che è una crisi di settore è anche una crisi dei lavoratori all'interno delle stesse strutture turistiche ma anche relativamente ai servizi. Abbiamo una stagione in crisi, purtroppo sarà una crisi molto lunga che vedrà in avanti, ma siamo propositivi, nel senso che insieme riusciamo ad uscire da questo stato di stallo. Abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di supportare quelle che sono le richieste regionali così come quelle che sono le richieste nazionali rispetto agli ammortizzatori sociali e rispetto a tutte quelle misure che però in loco possono essere prese non solo per le aziende ma anche per i lavoratori di queste aziende. Quindi la sospensione di quelle che sono le bollette, ove possibile, prossime al pagamento, di tutte quelle scadenze che riguardano l'amministrazione in sé e pertanto una buona mano d'aiuto a quei lavoratori che oggi si trovano in questo stato. Abbiamo anche la crisi dei lavoratori stagionali e pertanto non ci sarà nessun reddito per questi lavoratori, ci saranno delle difficoltà da affrontare subito già da domani. Le aziende apriranno dei tavoli purtroppo per noi di trattativa rispetto alle procedure di licenziamento, questo ci preoccupa perché si solleva una vera e propria crisi sociale per tutta la cittadinanza agrigentina. Siamo vicini ai lavoratori così come alle aziende. Insieme dobbiamo avviare un processo che riesca a sollevare questo tavolo di crisi da qui sino all'organismo nazionale.